Un'abbondante fetta della parete si è staccata, marciapiedi sollevati e divelti, un paio di pali dell'illuminazione pubblica abbattuti e un tombino distrutto. Siamo a Monserrato. Questo è lo scenario. Gli ultimi crolli dopo le abbondanti piogge dei giorni scorsi. Il costone franoso minaccia un complesso di palazzine in via Favignana, compresa la chiesa di San Lorenzo, e il consigliere comunale di Agrigento, Marco Vullo, torna a lanciare l'allarme. Mi sono recato personalmente alla regione siciliana per capire come muoversi rispetto ad un finanziamento da approvare su un progetto già fatto dal Genio Civile di Agrigento, però ad oggi ci ritroviamo di nuovo con un ennesimo evento franoso copioso, evidente, sostanziale, preoccupante soprattutto per chi? Per gli abitanti di via Favignana, che continuano a vivere nel disagio assoluto di non sapere che cosa succede domani. E allora che cosa dico io? Mi rivolgo oggi a chi? Mi rivolgo al prefetto di Agrigento, che sia lui a farsi carico di questo annoso problema. Perché vede, quando parliamo di pubblica incolumità, quando parliamo di disastro, quando parliamo di problematica seria, qualcuno deve intervenire. E allora, visto che le istituzioni in generale in questi anni sono state, tra virgolette, silenti, io credo che bisogna che qualcuno intervenga. Io mi rivolgo a lui, al prefetto, che si faccia lui portavoce e carico di questa vicenda, ma mi rivolgo anche e soprattutto al sindaco di Agrigento. Questa città, ahimè, vive il problema geologico da sempre, nel senso che siamo una città fragile, un territorio molto debole da questo punto di vista. Però io ad esempio leggo in una delibera di giunta municipale di maggio del 2016 che addirittura il settore della protezione civile viene affiancato o viene collocato in quello delle infrastrutture e addirittura viene tolta un'unità. E allora questo controllo, questa prevenzione, da chi deve essere fatta? Ma anche in queste azioni dobbiamo essere, come dire, obiettivi, dobbiamo essere concreti, dobbiamo dare come macchina amministrativa un giusto indirizzo. Quindi il settore della protezione civile, caro sindaco, va potenziato, ma va lasciato a sé, non può essere collegato e messo insieme ad altre strutture, ad altre, diciamo così, problematiche all'interno dell'amministrazione comunale. Quindi io che cosa chiedo? Chiedo il controllo, ma il controllo va fatto con gli uomini, il controllo va fatto con i tecnici, il controllo va fatto con coloro che hanno conoscenza del territorio. Non è possibile continuare a vivere di sé e di ma. Sulla vicenda di via Favignana bisogna attivare immediatamente tutti gli addetti al settore, bisogna far sì che gli uffici si muovano, ma bisogna soprattutto che la politica vada a trovare le risorse economiche per far sì che quel costone venga ricostruito, che venga fatto un intervento di consolidamento, perché la situazione è veramente grave e i cittadini hanno bisogno delle risposte. Magari prima che sia troppo tardi. È così. Poi magari diremo, ma se si poteva, bisogna intervenire adesso.